346 giorni per quanto riguarda la media veneta, ma purtroppo abbiamo 800 di Venezia piuttosto che i 200 di Verona. Questi sono tantissimi giorni, ma soprattutto c'è tanto divario tra città e città all'interno della stessa regione. I dati arrivano dal documento programmatico di finanza pubblica 2025 pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e analizzati dall'Ufficio Studi di Confartigianato. Tempistiche che sono tornate ad allungarsi, rendendo così più difficile il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, che prevedevano entro giugno 2026 una riduzione del 40% dei tempi di trattazione rispetto al 2019. Con questa preoccupazione la stiamo ponendo già da anni alle forze politiche, però vediamo che la differenza da anno a anno è molto esigua. Le performance migliori si registrano nel centro-nord, ma la situazione è critica soprattutto a Venezia, dove la durata media di un procedimento arriva fino a 773 giorni. Ancora più critico il capitolo dei procedimenti civili in materia di lavoro privato. A Venezia circa 300 giorni, contro una media regionale di 400. Continuerà a essere da parte nostra questa sollecitazione, ma vediamo purtroppo che questa non viene ascoltata. Il problema dopo ricade sempre purtroppo sul lavoro, ricade sull'economia, ricade sui nostri dipendenti, ma soprattutto su quella che è la vita delle aziende.